Buon pomeriggio a tutti amici di Sportisili, benvenuti qui da Castelvetrano, dove andrà in scena l'ultima partita del girone di andata del campionato di eccellenza Girone A. Benvenuti a Folgore Castelvetrano contro Don Carlo Misilmeri. Un saluto qui da Gabriele Rispetta. Formazioni che sono protagoniste di campionati diversi. La Don Carlo è lì nella lotta per essere promossa in Serie D. Certo, però il campionato ha un unico dominatore che è Athletic Club Palermo, ma le squadre che seguono la formazione nero-rosa sono sicuramente agguerrite. Tra queste c'è la Don Carlo Misilmeri. Folgore che invece vuole cercare di schiodarsi di dosso la zona calda della classifica. Vediamo se ci riuscirà oggi, ottenendo un risultato di prestigio contro una delle squadre migliori del campionato. Partiamo proprio dalle formazioni con quella della squadra di casa. In porta Sansone, 4-4-2 con Baiata, Priola, Tarantino e Pizzolato in difesa. Touré, Camarà, Bergoglio, Faraone saranno in mediana. Per quanto riguarda invece l'attacco saranno a fare a due tra Pisciotta e Subutan Idrissou, capocannoniere della formazione di casa. Fa prendere applauso dei suoi sostenitori. Don Carlo che invece giocherà oggi con un 3-4-1-2, in porta Zummo, poi Capozzucca, Iello e Muzzo, in difesa La Bardera, Cerniga, Mendola e Gomez a centrocampo, trequartista dietro le punte Romano, attacco quindi che sarà compito di portare avanti per il duo offensivo Manfred-Gheillet. Direttori di gara di oggi sono il signor Longo della sezione di Catania, che ha fischiato adesso l'inizio della gara, guardalinee Fardella da una parte e Poma dall'altra, tutti e due siciliani, uno di Palermo, uno di Trapani. Il primo pallone messo giù qua dalla Folgore, attenzione al pallone messo al centro a cercare un tentativo subito da parte della squadra di casa. Qua a scappare il numero 10 della formazione interna, ovvero il buon Subutan Idrissou, come dicevo, capocannoniere fino a questo momento della stagione. Per quanto riguarda la Folgore, che oggi gioca con appunto la maglia bianca, qualche fantasia rossa e nera, invece Don Carlo che giocherà col suo solito completino rosso con strisce bianche. Ovviamente le scelte cromatiche sono simili per le due squadre che hanno gli stessi colori sociali più o meno. La Folgore aggiunge il nero, ma oggi ovviamente vediamo sta giocando con un completino più bianco. Rumoreggia il pubblico del Paolo Marino di Castelvetrano per un altro passaggio sbagliato dalla difesa folgorina. Attenzione, qua prova La Bardera a farsi vedere, sicuramente uno dei talenti migliori di questo campionato di eccellenza, La Bardera. Il pallone è buono qua per il numero 15 di casa, Pizzolato, che agisce sulla fascia sinistra, così come avevamo anticipato nel corso dell'apertura. Continuano a prendere posto i tifosi della Folgore, ultima gara interna quindi di questo 2024, l'ultima gara in generale del 2024 folgorino. Una prima parte di stagione ovviamente condizionata da diverse vittorie. Adesso attenzione alla corsa lì sulla sinistra del pallone che sta proprio essere portato avanti da Pizzolato. Si sprecano gli applausi per il numero 15, uno dei preferiti del pubblico. Tanti nuovi volti anche per la squadra di mister Diacono. Faraone già in campo, acquistato qualche settimana fa dal Marsala. Il ritorno anche di Baiata dietro in difesa è sicuramente un fattore, sarà un fattore nel corso della stagione della Folgore, che adesso dispone di questo calcio d'angolo. Batterà Camarà. Numero 4 va forte e teso, esterno della rete, potrà rimettere in campo quindi senza particolari problemi Zummo, numero 1 d'esperienza oramai della Don Carlo Lauri Misilmeri.
appunto stiamo vedendo, stiamo testimoniando il suo cammino nel corso di questo campionato di eccellenza già da inizio stagione. Attenzione, il pallone buono qua per Gueye, può girarsi, Gueye fermato, arriva comunque la palla alla Bardera che subentra in mezzo al campo, prova a centrarsi e viene fermato. Attenzione qua al controllo tentato, poi il dribbling dal numero 11 padrone di casa, ovvero Pisciotta. Lui assieme a Idrissou Subutan saranno i due attaccanti della Folgore. Subutan, come dicevo, capocannoniere fino a questo momento della formazione in maglia bianca. Sono 10 gol segnati. Sono le squadre che segnano il giusto, 23 gol segnati, anzi 24 pardon, segnati dalla Folgore, 23 subiti, quindi comunque una differenza reti che è in positivo, non è una cosa molto frequente tra le squadre che abitano nella zona bassa della classifica, quindi questo ci viene a far piacere a mister Cacone. Attenzione però, il pallone è buono ancora per Gueye che prova subito a smentirmi, fermato però qua dalla chiusura del numero 20 Bertoglio, che ha abbassato il suo baricentro per andare a bloccare senza problemi il cross provato qui da Gueye. La Bardera sul punto di battuta di questo calcio d'angolo che arriva al centro, c'è una deviazione da parte di un giocatore della Folgore, ma c'è anche un fallo in attacco, sarà quindi calcio di punizione, batterà il portiere della squadra di casa Sansone. Chiama i suoi avanti, sarà un lancio lungo, quindi quello del portiere folgorino. Poi arriva dalle parti del suo numero 17 Touré. Attenzione per Pisciotta, prova a correre, Pisciotta fermato qua, sempre il numero 11, è molto attivo, prova a creare presupposti per un'azione da gol. Buono per Camara che rischia sul pressing avversario, poi arriva al centro a cercare Pisciotta che era in posizione di fuorigioco, infatti si alza la bandierina di uno dei due assistenti del signor Longo, che adesso comanda la battuta di questo calcio di punizione. Ecco quello che devo dire. Da zoom alla battuta, quindi lontano il portiere Don Carlo. Non ci sono però maglie amiche, c'è solamente Camara che prende questo pallone. Subutan spinto qui da un giocatore della Don Carlo, non c'è fallo per il signor Longo, era il numero 6 Muzzo, origine sudamericana, Santiago Muzzo, che adesso va lontano a cercare proprio Gueye. Torna ancora al 6 che appoggia di testa per il numero 20 della formazione esterna, ovvero Mendola. E qua rischia qualcosa la Folgore, tentativo di ripartire, ancora la Bardera, fermato senza particolari problemi però il numero 10. Lascerà probabilmente battere a Mendola questa rimessa, anzi se ne incarica proprio lui. Vediamo se attaccherà l'area di rigore oppure si appoggerà dietro e così va da Muzzo. Ricomincia dietro quindi la Don Carlo. Noi siamo ormai nel corso dell'8° minuto di gioco. Ancora reti bianche. Al Polo Marino di Castelvetrano. La Bardera, colpito, il pallone una volta da Bertoglio. Sempre a Don Carlo, apre a destra, attenzione alla corsa qui che può ovviamente portare avanti sulla fascia destra Don Carlo, il pallone viene scodellato quasi da Manfred e poi esce fuori. Altro intervento propositivo qua da parte della squadra ospite, ma chiude bene la sua serratura la Folgore.
Allora ricomincia dietro a Don Carlo, ancora con Muzzo che arriva a prendere questo pallone. Mendola, ancora Mendola rischia, allora il pallone viene ripreso da Pisciotta che può andarsene sulla fascia destra, torna sul sinistro, lo scambio con il numero 17, attenzione ancora, arrivato dal tocco con il braccio, provato subito il cross Tarantino, esterno di difesa che si è abbassato molto, ottimo qui lo scambio tra Pisciotta e Ture che ha liberato la corsa di Tarantino, fallo di mano, presa con il braccio qui Santiago Muzzo e allora sarà calcio di punizione anche in posizione pericolosa per la Folgore. Qua ha già forse la prima grande occasione del match a sua disposizione. Il pallone mi sa che si è avventato Pisciotta, sarà il numero 11 a battere. Quelli che sentite in sottofondo sono gli ultras della Folgore Abili come amano chiamarsi. Vediamo se sulteranno qua. Pisciotta basso a rimorchio, non riesce a far controllare bene il suo compagno, poi qua viene liberato praticamente davanti alla porta Priola, centrale di difesa, che è saltato per fungere da altare offensivo, ma non era in posizione regolare. Allora calcio di punizione per la Don Carlo, gol neanche, possiamo dire, annullato perché il gioco era già fermo da prima. Muzzo, allontano, Ghiaie, il tocco, Lavardera, prova a mettere in moto Manfred, fuori gioco però, si è alzata la bandierina, il signor Poma. Calcio di punizione quindi dall'altra parte del campo, sarà palla di nuovo per la Folgore. C'è qualche problema per Bertoglio che continua a toccarsi la caviglia destra, ora torna a correre senza problemi il numero 20. Calcio di punizione che sarà un'altra volta battuto da Dennis Sansone, giovanissimo portiere della Folgore, ma in realtà tutti i ragazzi della Folgore sono davvero di tenera età per un campionato così arcigno e solido come l'eccellenza. 20,4 l'età media di questa squadra, e forse proprio l'esperienza di questa esperienza ha peccato nel corso della stagione in diversi momenti topici, anche se qui in casa non perde da due uscite. Pareggio con Castellammare 2-2 e vittoria netta 7-0 con Castelgaccia. Qui al Polo Marino le ultime due esperienze della Folgore su impianto interno, un impianto che però fino a quel momento aveva regalato pochi punti e in generale ha regalato pochi punti, solamente 8, anche se questi sono praticamente quasi il 50%, anzi più del 50% dei punti, notando che ne ha referto solamente 15. Nel frattempo il pallone arriva dall'altra parte del campo, Gomez che ancora una volta può giocare, continuano a esplodere i petardi la curva folgorina. Attenzione qua al controllo, il numero 20 Mendola che viene fermato correttamente, prova allora il su Butan a portare avanti la pressione, ottiene quello che vuole, ovvero una rimessa laterale. Palla per Folgore, Subutan, colpito Subutan, pallone era buono ancora per Lavardera, insiste il numero 10, attenzione a lui, prova a mettere ancora una volta in moto Manfred, il pallone arriva comunque Alex Gela che viene fermato dalla chiusura di Bertoglio, che oggi ha abbassato il suo baricentro. Prendo di più rispetto a quelle che sono le sue caratteristiche. Lavardera, ancora lui, cosa che arriva al centro, almeno doveva arrivare al centro, in realtà si perde nei meandri del fallo laterale.
per la Folgore, 14esimo in corso, dei 45 previsti per questo primo tempo. Un fallo qui rischiato per l'intervento ai danni di Subutan. Quindi fa salire la squadra, fa quello che deve fare un attaccante di rilievo come lui, 10 reti nel corso di questo campionato. Migliori invece sponda Don Carlo e Cerniglia con 7 realizzazioni. Numero 8 che in questo momento sta dando indicazioni ai suoi per difendere su questo lancio lungo e cercare ancora Subutan. Pizzolato, cross al centro, spunta Touré, ma in realtà il pallone è una facile preda per Zummo, che adesso con tutta la calma del mondo aspetta anche oltre i secondi del regolamento e va al rilancio lungo con il destro. Nel frattempo si è ricomposta davanti la squadra di Misilmeri. Attenzione a Subutan, però non riesce ad arrivare su questo pallone e si lamenta, non so se con se stesso oppure con i suoi compagni per via di questo rilancio fuori misura. Muzzo non è ancora buono per Manfred, che ha abbassato il suo baricentro per cercare di raccogliere qualche pallone in più. Ex Gela nelle ultime settimane è passato alla Don Carlo Misilmeri, uno dei principali colpi di mercato della formazione provincia di Palermo. Gira ancora la sfera a campo della Don Carlo. Ora la Bardera, oggi impiegato come esterno basso a sinistra, che è anche uno dei suoi ruoli principali. Attenzione qua al pressing che porta avanti Touré e fa bene. La Bardera però riesce comunque a uscirne grazie anche a un passaggio del suo portiere Zummo, il numero 10, sempre con la palla tra i piedi, il principale compasso della formazione di Mister Napoli. Insiste Gheie, vuole Manfred che funge da pivot, ancora Gheie, tiro ribattuto, può arrivare però la Bardera che salta in qualche modo il suo avversario. Ancora pallone per il 10 che torna dietro dove c'è il numero 4 della formazione ospite, ovvero Romano, colui che da formazione data quello che deve giocare tra le linee. In realtà per ora lo stiamo vedendo molto basso, con una Bardera anzi che sia esterno di sinistra, si ricopre quel ruolo, ma lo sta facendo davvero in una posizione avanzata molto spesso. Attenzione a Gheie, rischia qualcosa qui la Folgore, ripreso un'altra volta da Romano. Manfred viene colpito e allora ancora la giocata qui di Camarà, guadagna gli applausi, si è liberato di 2 uomini e riesce a pulire questo pallone. Bravo qui il numero 4. Attenzione per Picciotta che lotta con Muzzo, che riesce in scivolata a evitare i guai peggiori. Touré, Picciotta, ancora la Camarà, sempre il numero 4 vuole Subutan, viene però fermato da Muzzo. Poi Manfred non controlla bene, regala quindi il pallone alla Folgore. Si lamentano i tifosi di casa per questo passaggio arretrato di Pizzolato. Pensa a Subutan, deve mandare a correre il suo compagno sulla sinistra, lo serve adesso, il controllo di Pizzolato però non è preciso. 18esimo sul cronometro di gara. Battere questa rimessa a Don Carlo, lo fa adesso Cerniglia, torna dal suo difensore, manda lontano a cercare un'altra volta Manfred, che riesce sempre a pivot a giocare questi palloni utilizzando un termine calcettistico. Questo rilancio poi impreciso di Romano, c'è la Bardera pronto a raccogliere questo pallone. Per Idrissou Subutan, non ho capito, continua a aspettare Touré,
Qua tanto ping pong lì in quella zona di campo, va a pulire Manfrè, trattenuto con fallo. Possa anche lasciare stare qui il signor Longo, calcio di punizione. Pensavo che scintilla può generarsi. Agitazione per Don Carlo Misilmeri, andrà a battere proprio la Vardera. Alla Vardera, al centro, lo stacco qui tentato, moderato proprio da Muzzo, sì, dal numero 6. Pisce Muzzo, ma non è, finisce sul fondo. Rimessa dal fondo, può andare quindi Sansone. 20esimo. Mendola stacca più in alto di tutto, poi Manfrè forse con la gamba troppo alta per gli standard del gioco. Pizzotto stavolta sì, stavolta va di testa e quindi la palla è buona per la Folgore. Pisciotta prova a mettere in moto su Butan, pallone che finisce sugli spalti del campo Paolo Marino. Oggi anche una bella celebrazione da parte della società folgorina che ha dedicato l'apertura del match a un tifoso scomparso. Attenzione a pallone per Subutan, la stoppa senza problemi Zummo. E poi dicevo, per finire il discorso di poco fa, che durante l'intervallo verrà anche celebrata questa segnazione, un nuovo nome alla tribuna centrale di questo impianto di casa dedicato al presidente Danna, scomparso un anno fa. Si lamenta qui il pubblico di casa perché Camarà perde troppo tempo forse a servire sulla destra un suo compagno, ovvero il numero 19 Naone. Attenzione poi ancora a lui, lo sta cercando su Butan di testa, alto, un'altra volta, sempre lui a rendersi pericoloso. Idrissou Subutan, non a caso, è il miglior marcatore della stagione della Folgore, 10 gol i suoi, più del triplo del suo diretto avversario, ovvero Pisciotto, il suo compagno di reparto. C'era anche Ervini, ex capitano della squadra di casa, che però è stato ceduto nel corso di questo mercato. Attenzione a Gomez, prova a uscire Gueye, ancora Gueye, insiste lui, ancora lui, torna alla Vardera, va sul destro, Tosca arriva al centro, Sansone, la colla nei guanti, la fa sua. Non è scontata questa uscita in mezzo a diverse maglie sia amiche che nemiche per quanto riguarda il portiere della Folgore. 23 sul cronometro di gara, ancora 0-0. Allontana un'altra volta Touré, pulisce la Don Carlo, manda avanti. Non è un gioco frizzante oggi, anzi è molto bloccato. Solamente i campioni provano a risolvere con le loro giocate. Per esempio qua Mendola che fa un grandissimo cambio gioco, Gomez prova a scappare lì sulla destra, viene messo il pallone fuori a Pizzolato che fa un'ottima chiusura. Ancora Joao Gomez, lascia questa battuta, va a coprire la parte destra della metà campo avversaria, a creare densità lì nella zona più pericolosa per la Folgore, più ghiotta per la Don Carlo. Non è che arriva, attenzione al buco nell'area di rigore della Folgore, insiste ancora Don Carlo, cross al centro a cercare Gueye,
stavolta è più pulito Bertoglio, poi ancora una volta la Bardera a inventare, nulla di particolare da segnalare. Allora può andare Zummo, gioca sulla linea di difesa praticamente il portiere da Don Carlo, va lontano a cercare Manfred, anticipato, quindi può andare un'altra volta ancora Camarà, sempre il 4, Subotan, anticipato Subotan, e qua è bravo Muzzo a dire di no a Pisciotta. C'è anche qualcosa da segnalare, forse un tocco con il braccio, perché Pisciotta partiva alle spalle di Muzzo e quindi non credo che sia fuori gioco, credo che sia solamente un tocco irregolare con la mano per quanto riguarda la formazione di casa, l'attaccante della formazione di casa. Muzzo, non è che si perde, quando era ancora Subutan, colpito, e poi c'è fallo addirittura per la Don Carlo, tanta confusione adesso, rumoreggia il pubblico del Marino, colpito Subutan all'altezza della nuca, insiste ancora quindi la Don Carlo, Cheie, fermato da Bertoglio, oggi ci ha un po' fregato il jolly di mister Iacono, perché davvero sta giocando da centrale praticamente ad aiutare i suoi. È stato quasi un 5-3-2 quello di mister Iacono. Effettivamente per fermare quella che a tutti gli effetti è una corazzata del campionato può anche ricorrere a questi stratagemmi. Pensiamo a Subutan, perde palla, senza fallo qui, ottimo intervento quindi da Don Carlo, che va ancora con Gomez sulla fascia di destra. Gomez, le giocate, finta e controfinta, non è che arriva al centro, passa tutta la linea di rigore, quasi tutta, poi mette fuori il pallone numero 19 Tarantino, che ha la licenza di offendere lì a destra, quando si accentra però funge da ulteriore difensore nella linea arretrata di mister Iacono. Attenzione qua, uno scontro in area di rigore, ad avere la peggio è Bertoglio, che infatti subisce fallo, calcio di punizione, è commesso, se non vado errato, Manfred, che sta spendendo molto, si sta sbattendo molto, ma non riesce ancora a fare quello per cui è stato chiamato effettivamente dai vertici societari della Don Carlo, ovvero fare gol. Ma siamo ancora al 27esimo, ancora c'è tantissimo da giocare e ancora tantissimo da raccontare anche. Fallo più di Subotan. Sta sicuramente ingraziando il pubblico di casa qui il signor Longo, fischiato, ci può stare per il fallo di Subutan, sono ovviamente i soliti giochietti del pubblico che rumoreggia perché vorrebbe un fischio a favore. Attenzione allora ancora al pallone buono per la Don Carlo, prova a uscire Bertoglio, Camarà scivola e non riesce a essere preciso, Mendola a cercare di dare ancora carburante alla Bardera, fermato un'altra volta da Tarantino, che poi mette il pallone tra i tifosi, tra i suoi tifosi. Adesso piano piano verrà restituito da uno dei bimbi lì presenti, che voleva portarsi il pallone a casa. Avete visto il basso rispetto al vostro schermo, purtroppo gli hanno detto che non si può fare. Magari glielo regaleremo noi, una raccolta fondi glielo regaleremo. No, a parte gli scherzi, si continua a giocare, pallone che sta rotolando, anzi che si sta muovendo in maniera aerea, adesso viene appoggiato da Pisciotta, che ha provato a dare una mano ai suoi difensori per uscire e ce l'ha fatta, bravo qui ancora una volta il numero 11 Antonio Pisciotta. Fallo di Subutan
una volta troppo veemente per il direttore di gara Idrissou Subutan. Fallo subito qui da Romano. Come dicevo poco fa, sta giocando praticamente da mezzala più che trequartista. 3-4-1-2 confermato da mister Napoli. Sta tramutando in qualcos'altro però. Andiamo avanti. Fra Gomez costruire la zona destra di campo, quella più lontana dalla nostra telecamera, con il numero 8 Cernica, ma che però finisce fuori, può giocare la Folgore. Un intervento scomposto di Bertoglio, gara che ora vuole accendersi, si deve accendere anche, le squadre non credo che si accontentino di un punto, forse la Folgore potrebbe anche farlo, ma Don Carlo vuole vincere per continuare a dare pressione alle altre squadre del gruppo e le inseguitrici dell'Athletic, tra cui Gela, Sciacca chiude in maniera anche abbastanza veemente Capozzucchi, che viene anche preso di mira dal pubblico di casa. Attenzione poi l'altra parte del campo a Faraone, ancora non si è visto tantissimo, è arrivato dal Marsala, un'esperienza anche al Castellammare. Ci sono due palloni in campo, uno viene ridato Diacono, continua Don Carlo, Subutan decentrato, va fare qualcosa, ancora lui, le giocate, il numero 10 che non riesce a passare, non ottiene neanche calcio d'angolo, e sentite ovviamente anche il disappunto del pubblico. Palla per Zummo, prova a fare qualcosa su Subutan, c'era Touré in area di rigore assieme a Pisciotta, pallone che però non è mai arrivato ai due giocatori folgorini, oggi in maglia bianca, ricordiamo, per via di questo appaiamento cromatico simile con la Don Carlo, che gioca con la sua solita maglia rossa con inserti, strisce di colore bianco. Godibile, capibile, però esperienza visiva della partita. 32esimo in corso, i 45 previsti di questa gara che chiude il girone di andata, oltre che l'anno solare per quanto riguarda Folgore e Don Carlo. 0-0, pallone che arriva dalle parti di Pisciotta. Ancora lui, lo scambio con Tarantino, c'è Touré, lo sta al centro, la prende la Vardera, riesce anche ad andarsene, fallo qua sulla Vardera che non viene segnalato subito ma solamente in un secondo momento dal signor Longo. Calcio di punizione per Don Carlo, fallo di Touré su quella catena di destra. Tarantino, Touré e Pisciotta stanno davvero facendo molto bene, sono rispettivamente terzino, esterno di centrocampo e attaccante, punta di destra, quindi giustamente stanno davvero dando manforte alle azioni della loro squadra in quella zona di campo. Deve sistemare meglio il pallone qua Zummo, ma con la battuta lontana, insidiosa per la difesa della Folgore, infatti il pallone passa ma c'è più che fallo, credo, posizione di fuori il gioco di Yeye, che era rientrato a pelo proprio con il colpo di testa di Manfred. Se le comincia a calare di Castelvetrano, anche se la giornata è sempre stata godibile, in questo momento Signor Longo fa sistemare ancora di più la battuta di questo calcio di punizione, e forse anche un po' troppo meticoloso e preciso qua il direttore di gara.
su un rilancio che comunque avrebbe avuto praticamente lo stesso effetto, ma è giusto così. Rischia qua tanto Cerniglia, vista la gamba tesa da parte di un giocatore avversario. Qua poi va al pressing molto forte Mendola sul suo pari numero Bertoglio. Ancora continua il ping pong tra le due squadre. Subutan prova a sbracciarsi, a farsi vedere. Gheye spunta anche lui. Il pallone si perde sul fondo. È rimasto ancora a terra Subutan di su. Rialza ora il numero 10. Una macchina da guerra che prova ad accendersi. Stavolta sì. Stavolta c'è il fallo. Rimane anche a terra Subutan, che però si vede non è solamente un centravanti che sa unicamente finalizzare, è anche uno che si spende, mai una parola fuori posto, è sempre là pronto a farsi vedere per far salire la squadra, quello che vuole anche mister Diacono, senza ombra di dubbio. Il pallone gira, ce l'ha in questo momento formazione di casa, ancora Subutan, prova a girarsi, qualche modo ce la fa, Touré a scambiare con lui, non però si perde. E attenzione allora qua, controllo di Pisciotta, atterrato, se ne va con la magia, sempre Pisciotta, fermato poi, ha voluto troppo, ha richiesto troppo, il numero 11 che torna sul pallone. Poi Subutan è in fuori gioco, non va a cadere questo pallone, può farlo però adesso. Quando lo controlla Gomez, la giocata sul posto davvero favolosa di Pisciotta, però poi non ha portato a nulla di fatto. Chiamata in causa Zummo. Ma col destro lontano. Manfredi. Una volta arriva a controllare, vediamo, continua lo scontro rusticano con Baiata che commette fallo. Non è per Cerniglia, va da Gomez, sempre loro due lì sulla catena di destra. Gomez insiste, non è che arriva al centro, prova a uscire in qualche modo Camarà che si era praticamente disteso a mo' di serpente per prendere questo pallone senza però particolare effetto, forse un problema però per lui, più che per lui, per un altro componente della difesa della Folgore, rimasto a terra, seduto, chiamato l'intervento dei sanitari. Allora c'è un problema, credo di natura muscolare per un giocatore della Folgore, vediamo. Sansone ha fatto cenno di evitare, che non c'è bisogno, quindi dovrebbe essere tutto a posto. Vediamo, cercando di capire cosa è successo nel rigore, però potremmo meglio. Il problema all'occhio, al volto per Baiata, forse anche inerente a qualche secondo prima lo scontro con Gheye. Qua esce Sansone, non benissimo, fallo però di Gheye che ha disturbato il portiere della squadra di casa. Sta facendo controllare proprio all'altezza del sopracciglio Baiata, che è l'uomo in meno, l'uomo che era a terra poco fa, perché l'ha visto anche perdendo sangue, non riusciva a orientarsi perfettamente, allora ha preferito uscire momentaneamente. Vediamo se sarà ancora parte del match. Baiata, un ritorno con i colori della Folgore dopo un'esperienza al Cittanova. La Vardera prova a essere imbeccato, brava ancora una volta Tarantino. Camarà controlla, pressato da due uomini. Camarà torna a Tarantino e va lontano. Subutan ancora una volta fare spalla a spalla con Capitan Capozzucchi.
Gomez si accentra e va da Mendola, può anche pensare al tiro, lo fa partire! Mani tra i capelli per Mendola, ha avuto l'occasione, ha avuto il raggio d'azione e ci ha provato. Sansone era in traiettoria, si è tuffato, comunque sembrava avere una parabola pittoresca quel numero 20. Conclusione però che finisce anche abbastanza alta sul fondo, seppur non di tantissimo come magari una conclusione del genere ti induce a fare se colpisci il pallone in maniera sballata. 39 sul cronometro di gara. Attenzione ancora a Mendola, galvanizzato dopo il quasi gol di poco fa. Camara prova su Butan, può ripartire la Folgore dopo lo spavento di qualche istante prima. Lo scambio con Pizzolato, a cercare ancora Pisciotta che ballava, danzava sul filo del fuorigioco. Riesce a uscire il Romano, che adesso possiamo confermare che sta giocando sulla mediana, quasi un 3-4-3 per ora, con Gomez molto alto, forse si alterna con la Bardera per svolgere il ruolo di esterno. La palla per la Don Carlo, Aiello trova Cerniglia, fermato il numero 8 dalla chiusura di Pizzolato che anticipa Gomez. A secondi entreremo al 40° di gioco, 0-0, reti bianche ancora al Polo Marino di Castelvetrano tra Folgore e Don Carlo. Mendola, ancora Muzzo, il destro di Muzzo a cercare Gheie. Mendola vuoto, ma c'è un fallo commesso qui da Touré che sbilancia Mendola. Andrà ancora la Bardera alla battuta. Allontana a cercare Gomez, palla è per lui, è andata a vuoto Pizzolato e Gomez ha avuto l'occasione anche a botta sicura di andare a trovare il gol del vantaggio. Un po' a diesel da Don Carlo dopo 40 minuti di quasi niente. Adesso ha avuto due occasioni ghiotte, neanche tanto, ma comunque due occasioni, prima con il tiro di Mendola e adesso con questa incursione in aria di Gomez. Muzzo di testa, un'altra volta a aspettare, Cerniglia, miglior marcatore della stagione da Don Carlo. Poi Muzzo non benissimo, Aiello va lontano, Gheie sbilanciato correttamente, allora può andare ancora Touré, sempre lui, Aziz Touré, torna la Camara, Pisciotta si abbassa e prende questo pallone, vuole il tunnel Pisciotta, non lo ottiene, viene fermato, forse anche commettendo fallo. Palla comunque buona per la Folgore, si sgancia Pizzolato a cercare un'altra volta Pisciotta, esce bene un'altra volta Don Carlo. Gheie colpisce il suo avversario, può andare ancora Gheie, lo ferma Bertoglio. Adesso squadre che sembrano più aperte, Pisciotta in fuorigioco. Fuori gioco qui del numero 11. Si lamenta il pubblico del Polo Marino perché effettivamente è vero, è questione di centimetri. Qua ci sono il signor Fardella lì vicino. Quindi a rilancio Zoom, 43esimo in corso e va lontano il portiere di Don Carlo a cercare ancora Manfred. Camara rischia il numero 4, allontano Bertoglio, controlla ancora Romano, la lotta qui con Camara, ha tenuto qui il numero 4,
va in contropiede comunque la Folgore, attenzione alla corsa di Touré, pallone impreciso, adesso chiedono il giallo per Romano. Lamentele da parte dei ragazzi della Folgore. Poteva starci per il giallo per Romano. Rimessa al fondo, contropiede tentato dalla Folgore, ma davvero sprecato qui da Touré. Cerniglia con le mani perché c'è un fallo fischiato precedentemente. Attenzione alla corsa di Gomez, sempre lì a destra, cross che arriva al centro, almeno doveva arrivare al centro, ma finisce ampiamente alto sul fondo. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco di questo primo tempo. Credo che non ci sarà recupero, o ci sarà recupero sarà davvero molto molto esiguo, perché l'unico problema vero è stato quel momento di break dovuto alle condizioni precarie di Baiata dopo un colpo subito all'altezza del sopracciglio in uno scontro di gioco con Manfrè. Va lontano Sansone, potrebbe essere l'ultima occasione del primo tempo. Manfrè poi colpisce al volto un giocatore della Folgore, sta urlando dal dolore, gli sta contorcendo dal dolore il numero 15 Pizzolato. Vediamo la decisione del signor Romano, il signor Longo, pardon. Mi ha chiamato lo staff medico della Folgore, è rimasto a terra Pizzolato, scontro di gioco con Manfrè che però sembrava abbastanza duro, essere andato abbastanza duro nello scontro con Pizzolato, che è anche caduto male. Siamo nel tempo di recupero del primo tempo, 0-0 tra Folgore e Don Carlo Misilmeri, gioco fermo perché c'è Pizzolato a terra dopo uno scontro con Manfrè, colpo che sembra essere stato nella zona lombare per il numero 15 che ora si rialza. Camarà sul punto di battuta, il signor Longo guarda l'orologio, fischia adesso la battuta di questo calcio di punizione, va lontano Camarà a cercare Subutan che controlla, Subutan, la parata di Zummo, la prima vera occasione per il numero 10 che ha staccato più volte di testa nella prima parte di gara ma senza particolare pericolosità. Attenzione qua a Manfrè, continua a essere presente nei meandri della difesa avversaria, non c'è più tempo per questa prima frazione, 0-0 tra Folgore e Don Carlo Misilmeri, una gara bloccata che però nel finale sembrava accendersi. Speriamo che questo trend possa essere confermato anche alla ripresa, a tra poco. Per pochi centimetri non abbiamo segnato perché abbiamo fatto 2 o 3 tiri da lontano dove è uscito di qualche metro, cosa che poi ci è riuscito nella seconda parte con Riccardo Pellegrino. Abbiamo cercato di creare qualcosa, loro diciamo che sono stati più incisivi soprattutto nei primi 15 minuti e lì ho avuto un po' di paura perché potevamo andare sotto e diventa sempre più difficile poi recuperare, soprattutto con una giornata così dove ha piovuto a più non posso e dove tante volte il pallone diventava ancora più veloce e schizzava in mezzo al campo, però diciamo che non ci siamo mai abbattuti e abbiamo sempre cercato di
passare in vantaggio, di creare occasioni su occasioni. Poi tirato fuori due ragazzini che erano anche un po' stanchi, che nelle ultime settimane avevano giocato molto, poi anche convocati con rappresentativa, e sono rientrati due ragazzi che fanno parte del nostro, diciamo tra virgolette, iniziale scacchiere base, che sono Ricciulli e lo stesso Pellegrino. Se l'avessi avuto già domenica scorsa a Castelbuono, io penso che non pareggiavamo quella partita lì, perché tante volte l'esperienza è qualcosa di importante nella vita, ma nel gioco del calcio in particolare. Però è stato un bel risultato, una bella vittoria, sofferta come hai detto tu, ma bella, perché quando poi la chiudi pure al 90esimo, dove un po' spezzi le gambe agli avversari, inteso nel senso buono della parola, me ne guarderei bene, che non hanno più la possibilità magari di recuperare, diciamo che diventa ancora più bella. E Peppe veniva pure da un infortunio alla caviglia, se ben ci ricordiamo ha avuto un trauma distorsivo contro l'Athletic Palermo. Domenica era in panchina solo per far numero, non aveva ancora recuperato, oltretutto Messina aveva fatto anche una buona partita. Un po' ci ha spiazzato l'uscita di Stefano, perché anche lui è stato beccato dal virus e non era al 100%, per cui abbiamo provato a tenerlo in campo il più possibile, ma penso dopo 20 minuti ci ha abbandonato. Ed è entrato Romano, che ha fatto una grande partita, come l'ha fatto anche Leo Messina, lo stesso Longo, che poi sono stati anche sostituiti. Davide è stato messo in lista di svincolo, sicuramente troverà tante squadre che lo vorranno, perché è un giocatore che per questa categoria è il top, per cui penso che troverà una sistemazione forse anche meglio della nostra. A noi quello che un po' ci ha tagliato, no, che ha un po' difettato nell'ultimo mese, è stato quello di non avere dei giocatori al top, perché venivano da piccoli infortuni e soprattutto che giocavano 3 partite in una settimana. Tante volte, ripeto, se non hai giocatori che danno una mano, tante volte capita anche questo. Poi abbiamo avuto anche due giocatori che, come Messina tempo fa, lo stesso Tripiano, che hanno avuto dei traumi distorsivi causati senza che erano in campo. Una a scuola, l'altro qui ha messo male il piede, stessa identica cosa, per cui dico sempre che se una squadra ha dei ricambi, ma soprattutto ha una rosa di 22, 23 persone, 24 persone, e allora diciamo che possiamo avere più scelte. Oppure se vedo qualcuno che non è al top, tante volte magari lo sostituisci io negli ultimi tempi li ho sostituiti con tanti ragazzini 2007, 2006, e che ti posso garantire che hanno fatto non bene, benissimo, che a Castelbuono hanno fatto una grande partita. Io parlo di Aiello, parlo di Messina, parlo di Longo, l'arrivo di Sanna Salve, che è uscito dopo pochi minuti, lo stesso Cintura che tra virgolette per doppia ammonizione dopo 5 minuti del secondo tempo ci ha lasciato in 10, ma che può capitare, voglio dire. Per pochi centimetri non abbiamo segnato, perché abbiamo fatto 2 o 3 tiri da lontano, dove è uscito di qualche metro, cosa che poi ci è riuscito nella seconda parte con Riccardo Pellegrino. Abbiamo cercato di creare qualcosa, loro diciamo che sono stati più incisivi, soprattutto i primi 15 minuti, e lì ho avuto un po' di paura, perché potevamo andare sotto e diventa sempre più difficile poi recuperare
soprattutto con una giornata così dove ha piovuto a più non posso e dove tante volte il pallone diventava ancora più veloce e schizzava in mezzo al campo, però diciamo che non ci siamo mai abbattuti e abbiamo sempre cercato di- di passare in vantaggio, di creare occasioni su occasioni. Poi tirato fuori due ragazzini che erano anche un po' stanchi, che nelle ultime settimane avevano giocato molto, poi anche convocati con rappresentativa e sono rientrati due ragazzi che fanno parte del nostro, diciamo tra virgolette, iniziale scacchiere base, che sono Ricciulli e lo stesso Pellegrino. Se l'avesse avuto già domenica scorsa a Castelbuono, io penso che non pareggiavamo quella partita lì, perché tante volte l'esperienza è qualcosa di importante nella vita, ma nel gioco del calcio in particolare. Però è stato un bel risultato, una bella vittoria, sofferta come hai detto tu, ma bella, perché quando poi la chiudi pure al 90esimo dove un po' spezzi le gambe agli avversari, inteso nel senso buono della parola, me ne guarderei bene, che non hanno più la possibilità magari di recuperare, diciamo che diventa ancora più bella. E Peppe veniva pure da un infortunio alla caviglia, se ben ci ricordiamo ha avuto un trauma distorsivo contro l'Athletic Palermo. Domenica era in panchina solo per far numero, non aveva ancora recuperato, oltretutto Messina aveva fatto anche una buona partita. Un po' ci ha spiazzato l'uscita di Stefano perché anche lui è stato beccato dal virus e non era al 100%, per cui abbiamo provato a tenerlo in campo il più possibile, ma penso dopo 20 minuti ci ha abbandonato. Ed è entrato Romano che ha fatto una grande partita, come l'ha fatto anche Leo Messina, lo stesso Longo, che poi sono stati anche sostituiti. Davide è stato messo in lista di svincolo, sicuramente troverà tante squadre che lo vorranno, perché è un giocatore che per questa categoria è il top, per cui penso che troverà una sistemazione forse anche meglio della nostra. A noi quello che un po' ci ha tagliato, no, che ha un po' difettato nell'ultimo mese è stato quello di non avere dei giocatori al top, perché venivano da piccoli infortuni e soprattutto che giocavano 3 partite in una settimana. Tante volte, ripeto, se non hai giocatori che danno una mano, tante volte capita anche questo. Poi abbiamo avuto anche due giocatori che, come Messina tempo fa, lo stesso Tripiano, che hanno avuto dei traumi distorsivi causati senza che erano in campo. Una a scuola, l'altro qui ha messo male il piede, stessa identica cosa, per cui dico sempre che se una squadra ha dei ricambi, ma soprattutto ha una rosa di 22-23 persone, 24 persone, e allora diciamo che possiamo avere più scelte, oppure se vedo qualcuno che non è al top, tante volte magari lo sostituisci io negli ultimi tempi l'ho sostituiti con tanti ragazzini 2007-2006 e che ti posso garantire che hanno fatto non bene, benissimo, che a Castelbuono hanno fatto una grande partita. Io parlo di Aiello, parlo di Messina, parlo di Longo, l'arrivo di Sannasaldo che è uscito dopo pochi minuti, lo stesso Cintura che tra virgolette per doppia ammonizione dopo 5 minuti del secondo tempo ci ha lasciato in 10, ma che può capitare, voglio dire.
Sono rientrate in campo le squadre, Folgore Castelvetrano e Don Carlo Misilmeri, 0-0 al termine dei primi 45 minuti di gioco, una gara bloccata fino a questo momento che ha visto testimoniato fiammate nel corso della parte finale del primo tempo, ma non è bastato per sbloccare un punteggio che però sicuramente servirebbe più alla Folgore, perché è un risultato, uno 0-0 che ovviamente regala un punto contro una delle squadre che sono lì nella lista delle inseguitrici di un Athletic Club perfetto nel corso di questa prima parte di stagione. Tra queste c'è la Don Carlo che vuole portare a casa gli ultimi 3 punti al 2024 per rendere ovviamente ancora la vita difficile a tutte le altre inseguitrici di questo Athletic Club fantastico in questa prima parte di stagione. La Vardera ad occhio e croce mi sembrano sempre gli stessi a scendere in campo per le due formazioni. Ovviamente se dovessero esserci stati cambi nell'intervallo ce ne accorgeremmo in seguito. In questo momento però mi sembrano proprio i 22 che hanno iniziato la gara a essere scesi in campo per l'inizio della ripresa. Attenzione ancora a Subutan, uno dei migliori sicuramente nella Don Carlo, uno di quelli che si è speso moltissimo, ha fatto tanto lavoro sporco, si è visto solamente alla fine verso la porta di Zummo che ha risposto con una parata respingendo una staffilata di Subutan Idrissou, miglior marcatore della Folgore in questo 2024-2025. Quella che arriva al centro, esce anche in modo Muzzo, poi Cerniglia va lontano, ancora Manfred colpito qui da Priolo. Giallo per Priola, è il primo ammonito della gara, quindi questo ovviamente da segnalare. Giallo per il numero 13 della formazione di casa. La munizione di Priola cambia registro, quindi il signor Longo, tanti falli che potevano anche valere forse la munizione nel corso del primo tempo. Al primo per intervento della ripresa arriva la sanzione disciplinare per Priola e può essere un fattore per il resto della gara, perché ovviamente il numero 13 dovrà vedersela con Manfred, con Gaillet, che sono ovviamente assetati di gol, assetati di spazio da trovare. Una gara bloccata fino a questo momento. La Vardera con le mani. Abbiamo visto inventare soprattutto nei primi 25 minuti del primo tempo, poi si è un po' spento. Magari la stanchezza, magari contromisure giuste. Qua prova la staccata Manfred. Viene però fermato senza particolari problemi dall'imprecisione di questa di testa, numero 9. Quello che sentite di più in campo in questo momento è Zurno, che era praticamente sulla 3/4 per andare a misurare praticamente con la miglior precisione possibile la posizione in campo dei suoi. Su questo rilancio di Sansone che arriva adesso, ha provato a spendersi ancora una volta su Butan. Attenzione qua allo scambio tra Tarantino e Touré, spunta pure Camarà dove chiude Bertoglio. Lui è un centrocampista di rottura, oggi sta giocando praticamente la centrale in un 5-3-2 autentico, quello di mister Diacono. Ancora Don Carlo Gaillet, prova a farsi vedere, spunta bene Touré che chiama in causa addirittura Sansone, che di sinistro va di prima intenzione, prova a mettere giù qua Cerniglia. Se lui c'è Touré, anzi è Manfred, non è Cerniglia, torna da Lavardera. Touré poi in qualche modo, seppur dolorante, poi riesce a prendere questo pallone ma lo regala praticamente a Don Carlo. È rimasto ancora 3-17, poi c'è un fallo qui dopo con il braccio di Lavardera. Poi Muzzo va a sincerarsi alle condizioni di
Touré che era rimasto a terra, Aziz Touré sulla catena di destra, lui, Tarantino che partiva da dietro e Pichot hanno creato tante ottime trame ma senza mai arrivare a essere pericolosi dalle parti di Zoom. È stato dall'altra parte del campo Subutan a essere quello più ovviamente pericoloso. Picciotta non controlla, palla quindi per il numero 19 Aiello, giovanissimo, si è visto poco però nel primo tempo, ha fatto una gara più nell'ombra, partito centrale, ora lo stiamo vedendo più il braccetto di destra e Don Carlo muta forme nel corso del primo tempo in base anche a dove il pallone è, dove conviene girare. Romano proprio alle parti da Bardera, ancora il 10, prova le giocate, la Bardera crossa al centro, o almeno doveva andare al centro ma è impreciso, ha provato l'altro quarto, ovvero Touré a prendere questo pallone, però si chiude sul fondo. Il quarto potremmo dire quinto perché Romano sta giocando più sulla linea mediana e quindi credo proprio che stiamo parlando di un 3-5-2 che però all'occasione diventa un 3-4-3 perché poi uno degli esterni, la Bardera o Gomez, vanno a dare manforte a Subutan e Pichot, uno dei due si getta nell'altra fascia, ovviamente più vicino, Subutan a sinistra o Pichot a destra. Insieme a Pichot il tiro fa di Subutan. Comunque un confuso di attaccante, però Subutan e Pichot ovviamente sono nell'altra parte del campo, intendevo Manfred Gueye quando riguarda Don Carlo. Pardon, un piccolo lapsus, ci può stare perché posso dire quello che vogliamo, però sicuramente non stanno distinguendo per le azioni in campo due formazioni. Un ping pong che continua ormai da 51 minuti, adesso 52. Qua viene atterrato Manfred, attenzione perché arriva addirittura Mister Napoli da Don Carlo a dire qualcosa in più alla terna arbitrale. Attenzione poi perché c'è un tifoso della Don Carlo che sta tirando delle cose, c'è un tifoso della Folgore che sta tirando delle cose e infatti va a fermarlo anche un giocatore della Folgore. C'era uno dei tifosi di casa che stava tirando, non ho capito che cosa, all'allenatore della Don Carlo. Momento confuso. Alla gente. Ah, ieri oggi già l'avete seccato fuori. Il Napoli è davvero su tutte le furie. Pisciotta fermato da Manfred, che adesso sicuramente si carica di ulteriore tensione, non solo quella agonistica del punteggio ma anche dopo questo episodio che ha visto coinvolto un tifoso di casa l'allenatore. Il tiro capato da Faraone, il primo vero squillo è il numero 18 che però finisce sul fondo. Allontano Zummo, ancora palla però per Subutan, di testa il 10 a cercare la corsa di Pisciotta, non è preciso poi qua Romano nel tentativo di lanciare via e adesso pallone messo a disposizione della Don Carlo che viene però sparato via fuori
sbagliata. 55, un momento confuso poco fa, adesso però per fortuna il pallone torna a rotolare sul manto erboso del campo Paolo Marino di Castelvetrano, che oggi per disputare la 15ª giornata del campionato di eccellenza girone A, l'ultima del girone di andata, l'ultima di questo 2024. Pressato, Aiello con calma, palla Gomez che prova con una finta ad andarsene, ma viene chiuso prontamente. Subutan sempre a farsi vedere lì nella zona offensiva, sempre una spina nel fianco per Aiello e per Capozzucchi, che infatti adesso svolge il ruolo di centrale. Pensate qua Gomez, ancora lui a farsi vedere, rimessa per la Don Carlo. Diciamo proprio, forse da qui deriva la scelta di mister Napoli di invertire i due centrali. Aiello spostato a fare il braccetto con meno compiti difensivi di uno contro uno rispetto a Subutan, per qua in qualche modo prova a uscire la Folgore e ce la fa. Ecco, come ho detto poco fa, la lotta con Aiello che magari può soffrire lo strapotere fisico di Subutan Idrissou, meglio metterci uno più navigato come Capozzucchi. Questa può essere un po' la scelta, la spiegazione della scelta, visto che la formazione consegnataci inizio gara abbiamo visto una scelta di vedere Aiello proprio centrale nei tre di difesa. Rimasto a terra nel frattempo un giocatore da Don Carlo, non viene chiamato sostegno da parte dei paramedici in panchina, più che altro viene chiamato il pallone da Aiello prima e anche da Muzzo poco dopo. Si rialza nel frattempo il giocatore a terra. Signori, una Chevrolet bianca fuori dallo scivolo, vicino allo scivolo all'entrata dello stadio. Ripeto, una Chevrolet bianca da spostare, grazie. Fatto allo speaker della Folgore Castelvetrano. C'è da spostare, così come da spostare sono gli equilibri. Questa gara che arriva al 58esimo. Attenzione ancora a questo scontro di gioco tra due giocatori avversari. Continua il batti e ribatti, è rimasto a terra Pisciotta, adesso prova a andarsene Touré a mettere in moto Subutan, vediamo se ce la fa. Ancora Subutan, il controllo rende la vita difficile a Capozzucchi, che comunque con esperienza lo mantiene lì e gli toglie il pallone, ma comunque regala una rimessa laterale ancora una volta in favore della Folgore. 0-0 il punteggio, 59 adesso. Tra poco scoccherà l'ora di gioco, mancherà solo mezz'ora alla fine. Dico solo perché abbiamo assistito a 60 minuti per ora, comunque con qualche mafioca emozione. Non va al tiro qui la Folgore, prova allora a ripartire da Don Carlo, ancora con Gomez, le giocate del 77 che viene però fermato dalla chiusura di parte di Pizzolato. Cerniglia, Aiello, Capozzucchi, si propone anche Zoom, ancora portiere di calciacino, per farsi vedere in fase di manovra. Via, mantiene il pallone lì, e poi infatti glielo toglie Camarà. Lo scontro poi tra Gheye e Touré, giallo mi sembra. Non è arrivato il giallo, ora sì. Tallino giallo per Gheye. Prima munita dell'incontro per Don Carlo.
pallone che arriva alle parti di Subutan, insiste ancora ovviamente la Folgore. Pagheie è stato sbagliato, ma comunque il pallone rimane lì e quindi può riciclarlo dall'altra parte dove c'è la Vardera. La Vardera è il pallone per Manfredi che controlla, ancora lui, può girarsi, entra in aria, non c'è niente il signor Longo. Si è lasciato cadere Manfredi, questa la segnaletica, la semiottica, l'arbitro della sezione di Catania. Allora Sansone col sinistro va lontano, non viene pressato, cerca ancora Subutan che di testa fa la sponda, imprecisa, spunta comunque Touré che può andare a Pisciotta, posizione regolare, ancora Pisciotta, va sul destro e tira! Grande giocata del Pierana di Pisciotta, destro che però finisce sul fondo, peccato per lui, aveva fatto davvero tutto bene. Rilancio di Sansone, la sponda di coadiuvato da Touré che poi ha messo praticamente un pallone perfetto per Pisciotta che è rientrato sul destro, ma va troppo, neanche troppo poco a lato, ma ci va. Allora Camara serve involontariamente la Vardera che chiama rinforzi, allora arriva a Guiglie, ancora Manfredi si abbassa e c'è di nuovo questo pallone a Muzio. Gomez prova a andarsene, Gomez dopo il controllo con il petto, rimessa al fondo. 62 sul cronometro, 0-0 ancora. Attenzione perché c'è un cartellino. Per un elemento della panchina della Folgore, purtroppo non ci viene possibile capire chi è stato ammonito, peccato, ma sappiamo che c'è, credo, un giocatore, perché i membri dello staff sono nella panchina vicina, che sia un giocatore. Deve ribattere Sansone perché deve fischiare prima il signor Longo. La rimessa al fondo per Sansone, 0-0 ancora. Folgore Don Carlo che attualmente con questo punto andrebbe a 27 in classifica. Ce ne fa ovviamente molto poco, ma il tacco bellissimo di Pizzolato, Pisciotta prova a servire su Subutan che aveva saltato un uomo, non il secondo, con la sua corsa sicuramente di importante valore. Prova ad andarsene poi Pisciotta va sul pallone, al centro del Subutan fermato, Camara, Touré, lo scambio, spunta anche Farone, poi Pisciotta, coordina bene ma è un passaggio questo per Zoom. Il più pericoloso però in questo secondo tempo tra i 22 in campo, Antonio Pisciotta, mangiato conclusioni provate verso la porta di Zoom, una l'ha centrata ma era troppo debole. Manfredi non controlla e quindi ottima chiusura Faraone. Camara praticamente la cede però a Cerniglia, ancora Cerniglia, lotta, il pallone rimpalla a favore di Gueye che fa la sponda a Gomez che se ne va con una grande giocata, ancora Gomez, ottima idea, Manfredi, la parata di Sansone ma è tutto fermo. Fuorigioco di Manfredi che era scattato con i tempi giusti, se non fosse che per il direttore di gara più vicino alle panchine, ovvero il guardadine Pietro Bardella. È da segnare la punizione alla Folgore perché fuori gioco
0-0, 65esimo. Camara. Ma è buono per Tarantino. Va a correre Touré, quindi lì a destra. Poi non torna al terzino con la 19 che gli stava sovrapponendo. Spunta però Pisciotta. Ritorna sempre da Touré. Non è che al centro però viene messo fuori. Gueye. Anche lui. Attenzione, ha messo il turbo Gueye. Ma dove c'è Gomez? Se ne va Gomez, colpito, almeno sembrava essere stato colpito da Pizzolato, che entra in scivolata in ritardo ma non colpisce il numero 77 della Doncato. Sansone. Touré spunta ancora una volta, è un giocatore della Folgore, continua il ping pong tra le due squadre. Romano che adesso vedete praticamente lavora davanti alla difesa, altro che trequartista dietro le due punte come era stato annunciato dalla Doncato. Mendola, anche lui si è un po' assopito nel corso della partita, ha fatto davvero una grande azione nel corso del primo tempo, finita di poco alle spalle, alta Sanson. Touré, sombrero rischioso e non c'è fallo per il signor Longo, rumoreggia la panchina della Don Carlo, non sicuramente il pubblico di casa, anzi contento di questa giocata, di questo tentativo di trovare il gol del vantaggio da parte della Folgore. Attenzione subito, quando pensa al tiro non va subito, la conclusione preferisce riciclare il pallone e andare dove c'è Pizzolato. Faraone cross al centro a cercare un'altra volta Pisciotta, fermato però dalla chiusura di un giocatore avversario. Touré dall'altra parte, lo scambio non si chiude con Tarantino e deve commettere fallo, e qua che arriverà anche cartellino giallo, vediamo. No, per il signor Longo non c'è giallo, ci da stare visto che è una prova tattica. Attenzione però alla corsa di Gueye, esce, il pallone esce. Messa laterale in questo momento, comunque più Folgore in questo secondo tempo. Richiamato Mister Napoli a stare nella sua area tecnica il signor Longo. Finisce il 68esimo dei 90 previsti per questa partita. C'è ancora Pisciotta, insiste. Pisciotta fermato, ma c'è Faraone. Subutando. Ancora lui, torna al 18, sempre Faraone, Camara. Oh, per un pugno sferrato da Mister Napoli, la panchina che lo sta ospitando e non sta ottenendo il consenso ovviamente del pubblico di casa. Non è soddisfatto per ora il mister della Don Carlo. Vediamo se Gueye proverà a cambiargli l'umore adesso, anche se trascina il pallone fuori, deviazione però, calcio d'angolo. Rimette il muso avanti a Don Carlo. Ancora nessun cambio, siamo quasi al 70esimo, siamo oltre la metà di questa ripresa. Attenzione ai blocchi.
una che arriva al centro e può uscire Subutan, attenzione, la corsa della Folgore, spinto dal pubblico qui, Subutan e Camara, buono per il 10, attenzione a lui, Subutan fermato, impreciso qua, bravo però di Romano che prova a ancora Cerniglia, è rimpallato, tante lotte in mezzo al campo, esce Mendola, non c'è fallo, attenzione alla cosa di Gheye, ma c'è un vantaggio comunque, Bertoglio. Al coperto del mondo andava moneti, Un pallone ancora buono per poi arriva in porta Romano, si era coordinato per la conclusione, il pallone che però esce e anche di tanto cambio, arriva il primo della gara per la Folgore. Entra il numero 8 Spanò, esce il 18 Faraon. Non cambia molto, centrocampista per centrocampista, Spanò magari qualche colpo in più, però Marone è un giocatore più solido, seppur molto giovane, ricordiamo acquisto di dicembre, arriva dal Marsala. Spanone invece pronto magari a farsi di nuovo vedere. Rimessa per Sansone, si è perso qualche secondino per effettuare questo cambio, anche perché forse Faraone non aveva capito che il primo a essere estratto a gara in corso tra i 22 titolari sarebbe stato proprio lui. Beh, adesso lontanissimo il giocatore della Folgore, il portiere della Folgore. Vediamo qualche ombrello spiegarsi lì nella tribuna non coperta, quella dove vediamo i tifosi da Don Carlo. Quindi inizia a piovere qui a Castelvetrano, una mattinata, un pomeriggio sereni, fino a questo momento ora arriva una nuvola d'acqua. Attenzione al cross al centro di Pizzolato, Zummo va a prendere questo pallone senza problemi, non è sicuramente scontato visto che adesso il campo sarà sempre più insidioso a causa dell'acqua che sta cadendo adesso a Castelvetrano. Rimessa per la Don Carlo, ancora la Bardera adesso opera a destra, la Bardera, Gomez a sinistra, un cambio tattico, non di uomini per Mister Napoli. Lontano Pisciotta, mettere giù Luzzo, lo fa e va lontano. Ancora Bertoglio difende questa rimessa, difende il possesso. Davvero gara bloccata. In questo momento lo è stato per tutto il primo tempo. L'incontro rimane così anche nella ripresa. Due gare che potevano avere volti diversi, in realtà stiamo assistendo a una univoca continuazione della prima parte di gara. Le squadre ovviamente hanno forse paura di scoprirsi troppo, hanno paura di perdere questa ultima gara del 2024, questa ultima gara del girone di andata. Folgore, lo ricordiamo, è attualmente in zona play-out con 15 punti dopo 14 giornate, ne ha 11 in più Don Carlo Misilmeri che staziona in zona play-off. Insieme qua il tiro di Tarantino che gioca molto avanzato adesso,
non è la prima volta che lo vediamo in maniera meno timida dalle parti dell'area di rigore avversaria. Prova a controllare adesso Touré, spunta Pisciot ancora in mezzo a due, il terzo però lo ferma. Maradona. Sempre va a mantenere il possesso Manfred, nonostante il pressing di 4 uomini differenti. Siamo arrivati adesso alla mezz'ora della ripresa, manca un quarto d'ora più recupera alla fine. La Bardera si allontana questo pallone. E attenzione, ancora la Bardera che però riprende, non riesce ad andarsene. Camarà ha fatto una grande giocata nel fermarlo. Rimessa comunque per la Don Carlo. Aiello. La Bardera ha spinto qua da Spanona, non c'è niente. L'ultimo tocco è di Spanona. Non se la mandano sicuramente a dire qua Cerniglia, è un membro della panchina della Folgore e ci vuole vedere chiaro il signor Longo. Può battere questa rimessa. Numero 10 la Bardera. Esce comunque la Folgore. Gomez, primo pallone toccato lì nella fascia mancina per lui. Ma sul destro, attenzione all'idea che non era per niente male, non ci può arrivare Manfred. C'è l'applauso di Mister Napoli. Forse è questo che vuole, andare sul piede favorito, quindi rientrare. Stanno giocando col piede invertito adesso, sia Gomez che la Bardera. Potrebbe essere una soluzione sicuramente per questo finale di gara. La Bardera. Qui c'è Aiello che vuole battere lui. E va a cercare proprio... Non è che viene messo fuori, c'è tanta confusione adesso. Adesso su Butan, dove il tiro? Fuori. Reazione. C'è anche un po' di apprensione perché si è fatto male un piccolo tifoso qua sugli spalti, quindi c'è un po' di apprensione per questo. Tutti sono distratti e Subutan nel tempo stava per segnare. Comunque se è tutto ok per il piccolo tifoso della Folgore. Nel frattempo batte il calciano Camarà, arriva al centro, Subutan stacca e ha segnato Viola, Pisciotta 1-0 Viola. Avanti la Folgore, la giocata di Subutan, non di Viola, 1-0. Si accende la curva della Folgore, si accende il pubblico di Castelvetrano. E avanti la squadra di casa, abbiamo fatto parlare il pubblico. Il calcio d'angolo generato dal tiro di Subutan. È arrivato il gol della squadra di casa. Folgore
vantaggio. Gol di Priola. Cambia la gara. Don Carlo che vorrà sicuramente evitare di chiudere male il 2024 con una sconfitta sul campo della Folgore, che però per quello che ha fatto bene la ripresa se lo merita. Lontano sbagliata. Sta Bertoglio a lottare, colpito un giocatore e Manfred, calcio di punizione per la Don Carlo. Ed è una buona occasione questa per un destro, ma anche per chi tira col sinistro. Deve stare attento Sansone, deve stare attenta la Folgore, andare in vantaggio. Mancano 10 minuti. Sofferenza pura per i tifosi di casa, dovrebbero chiudere al meglio questa nosolare. Vardera sul punto di battuta. Ne occuperà il 10. Siamo ancora alla barriera Sansone. Quindi Patos. Adesso Longo, quando è la Vardera che va in porta, la parata di Sansone che esulta come se avesse fatto gol. Tiro centrale, ma Sansone ha fatto davvero un grande intervento, puro riflesso, puro istinto del 12. Folgore che rimane avanti grazie al suo portierone. Che arriva al centro, ancora Sansone e dentro, corre Pisciotta, corre la Folgore, può andare di Camarà, attenzione a lui, Camarà, corre, insiste, che arriva al centro, deve parlare su Buttana, esce il zumbo. Adesso l'altra parte del campo romano, manda a correre Manfred, ma finisce tra le braccia sicure Sansone. Gara che ora si accende, gara che ora è viva. Si lamenta Pisciotta con il suo portiere perché voleva il pallone sul versante sinistro, quello che in realtà non ha mai occupato, e poi c'è un giocatore della Folgore a terra, si tratta di Camarà. Ha pronto un cambio. Un altro per la Folgore. Sta per entrare Berri. Nuovo arrivo dalla promozione. Prima giocava con il Villarosa. Berri. Entra lui ed esce, credo proprio Camarà, stremato. Gli applausi per Camarà. Gli applausi anche per Berri che prende il suo posto. Cambia anche per la Don Carlo, esce Aiello, il primo per Mister Napoli, entra Longo. Vediamo se farà sempre il braccetto di destro oppure saprà compiti più offensivi Longo. Per cercare di trovare la palla e la difesa della Folgore. Castelvetrano che è in vantaggio, non si gioca da un minuto, sarà tutto recuperato, si sbraccia Mister Napoli in panchina.
qua, pallone viene ridato a Don Carlo, viene ridato a Zummo. Adesso insisterà fino alla fine la squadra ospite per cercare il pareggio. Sale sul lato di sinistra dove c'è Lavardera che è ritornato lì, la fascia mancina, colpito Gomez, ancora Mendola non preciso però, poi riparte il contropiede qua della Folgore, che non riesce a prendere la regolare. Pisciotta, è tutto buono, preferisce andare in bandierina, preferisce perdere tempo. Pisciotta viene colpito da Muzzo e rimessa per la Don Carlo. Si è arrabbiato qui Muzzo, quasi come se avesse si fosse autocolpevolizzato di aver giocato per ultimo. Versione lungo però rimessa da Don Carlo. Da sistemare la posizione qui ancora una volta Capozzucchi e cambio di rimessa, mentre è pronto a entrare nella Don Carlo anche Pellegrino, che ha segnato nell'ultima gara contro il San Vitolo Capo, vinta 2-0 sul campo di casa. Esce Mendo, l'altro marcatore di quella gara. Perde un po' di tempo, fischia adesso Longo, 87 sul cronometro di gara. Colpito qua, un'altra volta, Cerniglia, la Pisciotta, batte corto Cerniglia, ancora Pisciotta, fermato, ma è tutto guadagnato per la Folgore. Sempre Peri ad aiutare qui Pisciotta, e non guadagna un'altra bandierina, guadagna una rimessa, sta incanalando tutto il pubblico a suo favore Pisciotta. Ancora lui, ancora Pisciotta, ancora una volta palla per lui. Ma che sta facendo ora? Pisciotta colpito poi alla nuca, attenzione. Attenzione, qua sono tutti alzati. Giallo per Pisciotta. Per proteste, perché è stato colpito alle spalle dal pallone lanciato da Romano. 89esimo, un minuto, ma il recupero credo che sarà abbastanza corposo. Che partita per Berri, a vuoto, insiste Berri, ma il pallone è buono per Zummo. Può tornare avanti a Don Carlo, ha fatto un lavoro preziosissimo Pisciotta, bravissimo. Adesso attenzione, Priola, l'uomo nella gara, l'uomo che spunterà nei tabellini con la Folgore, vediamo se sarà l'unico. Sbaglia qui a Don Carlo, e oggi sembra un pomeriggio storto. Formazione di Napoli, ci vuole una giocata, ci vuole un qualcosa di speciale per raddrizzare questo incontro. 3 punti che stanno rimanendo qui a Castelvetrano, ma manca ancora tantissimo. Allontana ancora la Folgore, il controllo di Pisciotta, Longo fermato, l'ultimo uomo in questo momento è proprio Capozzucchi. Continua a far girare il pallone a Don Carlo, adesso va sul lato mancino dove c'è meno presenza di uomini. Pellegrino, è lui a correre via a sinistra, ma in
preciso il suggerimento. Questi 3 punti per la zona! Andiamo a scattare Lugose! Sansone ovviamente non si affretterà a battere, anche se viene richiamato dal signor Longo, che dice di mettere palla giù, inizia a contare. È pronto un cambio però nella Folgore. Esce Pisciotta. Un applauso meritatissimo. Bravo, bravo, bravo. Entra in campo il numero 16, Daniele Ala, un altro giovane nell'arco delle frecce di mister Iacono. Adesso siamo nel tempo di recupero, siamo nel 91esimo. Vediamo quanto farà giocare il signor Longo. Controlla la Bardera, ha messo il turbo il 10 e poi spinge l'avversario, c'è fallo. Bravo un'altra volta qui 19 Tarantino, che dopo il gol ha abbassato completamente il suo baricentro, sa che non c'è più niente da attaccare, c'è solamente da difendere. 91 e 25 il cronometro di gara. Prova a lottare Ala e lui adesso attaccante assieme a Subutan. Non ha segnato oggi ma ha svolto un contributo importante nello smistare i palloni e farsi vedere e prendere questa palla. Ancora Subutan colpito senza fallo. Attenzione ancora Donca che prova a inventare qualcosa. C'è un fallo segnato direttamente dall'assistente. Corrono gli avanti i ragazzi di Mister Napoli, anche se l'allenatore dice a Zummo di giocare questo pallone. Va lontano il portiere invece a cercare una deviazione, quella di Gomez, che è imprecisa però. E allora Longo, ancora il 18. Renato Cerniglia, fuori gioco qui di Cheyè. Terzo di recupero, stiamo ancora giocando. Napoli! A casa Napoli! Ora vinci! Va lontano quindi qua Sansone, ma in maniera errata. Ora ancora la Folgore, deve passare altri secondi di passione. Prova a mettere palle dell'Ave Maria, linea metà campo avversaria a Don Carlo, che però non si è mai veramente resa pericolosa se non per quella punizione fermata da Sansone. Un fischio che ha tolto il fiato a tutto il palo marino del signor Longo, che però è per una punizione. Va al centro il pallone di Longo, impreciso. Napoli! Ciao! Ciao Napoli! Napoli! Palla per Sansone lì. Perde veramente ogni secondo di esperienza, seppur lui e con la giovane età, con l'istinto, con la forza muscolare, ha fatto quella grande parata. Insiste ancora Don Carlo, ma qua Ala chiama a gran voce i suoi, lascia questa battuta. Sono i minuti finali, sono i secondi finali. Tempo di recupero che continua a aumentare. Palla per Subutan, arriva Cerniglia.
poi Longo a cercare ancora Geier, fermato però da un super, sbagliata, e poi aspetta ogni secondo possibile, ma regala la palla a Longo, ancora Longo, bella idea, Manfred! Era fuori gioco, ma cosa ha sbagliato Manfred? E su questo tiro, no, ancora non si chiude, vuole il pallone il signor Longo. Sembrava essere il primo dei 3 fischi che vuole sentire ora il Paolo Marino, che ancora sembra lontano, sembra lontanissimo. 95esimo che si chiude, credo che si giocherà ancora per un po'. Parte da ora qui al Paolo Marino, allontano Sansone. È finita! Si continua a giocare. Subutan di testa, non pensiamo questo pallone, allora Zummo per andare lontano, c'è tempo per l'ultima azione, va lontano Zummo, ma esce in qualche modo Touré. Ancora vuoto qui. Romano, non arriva Manfred, che non riesce a controllare, e allora sbagliata, con calma. Touré, adesso sì, non c'è più tempo. La Folgore di cuore, meritando, vince l'ultima gara del 2024, batte una Don Carlo Misilmeri che fa un passo falso e forse adesso inizia anche a delinearsi di più una classifica, comincia a farsi un pochettino desolante per la Don Carlo, perché i davanti scappano e oggi la squadra di Mister Napoli ha perso terreno importante, terreno invece guadagnato dalla Folgore con il gol di Briola. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo si porta a casa i 3 punti. Grazie a tutti, qui da Gabriele Rispetta è tutto, a risentirci con lo spettacolo e l'eccellenza e soprattutto buone feste e buon anno a tutti voi, da me e da Relazioni Sportizie.